Bella e determinata. Stella Marchese, giovane amazzone di 17 anni, è una delle promesse del settore salto ad ostacoli della FISA Event. Al Galà dello Sport organizzato dal CONI di Padova è stata premiata assieme a Marco Della Valle per i risultati raggiunti nello scorso anno. In questa occasione noi di Rider TV l'abbiamo incontrata per farvi conoscere una delle stelle che brillano nel panorama equestre italiano. Sono veramente felice di quest'anno e penso che le vittorie più importanti siano state la vittoria a squadre, i campionati italiani, in cui il mio circolo ed io abbiamo veramente fatto una straordinaria prova e ci ha unito molto anche dal punto di vista della squadra, e individualmente come singolo, ma sempre facendo parte di una squadra, il terzo posto a Fieracavalli. È stato veramente bello. Ovviamente ti chiediamo gli obiettivi per il 2017. Sicuramente ricominciare a fare qualche gran premio. Sono stata un po' fuori dalle gare alte da un annetto a questa parte, e quindi sì, sicuramente questo, e conseguire questo obiettivo mi farebbe molto felice, sì. Uno sport che richiede tante ore a cavallo, tante ore di allenamento. Com'è la tua settimana? Il lunedì è studio, assolutamente, quindi no, in maneggio non mi vedono. Però martedì, mercoledì, giovedì e ovviamente le gare venerdì, sabato e domenica, sì, quello è dedicato al cavallo. Sono organizzata in modo che riesco a fare entrambe le cose, sia a studiare che a montare. Mi aiuta moltissimo il mio coach, che è anche mia madre, e i nostri collaboratori a scuderia sicuramente. Non c'è molto tempo da perdere, quindi bisogna dare il massimo sia in sella sia poi quando si torna a casa, come un vero atleta che ha la mente allenata anche nello studio. Come mai la scelta di questo sport? Beh, io sono figlia d'arte, mia madre fa equitazione da quando è piccola e io ho foto mie a cavallo, forse avevo 2 anni e mezzo, quindi sì, e ci sono nata, e ovviamente c'è l'amore per i cavalli, animali stupendi, intelligenti ed elegantissimi, e sì, quindi sono figlia d'arte, succube, mi dispiace, non mi hanno contagiata. Perché consigliare a un giovane uno sport equestre? Perché è uno sport che ti dà disciplina mentale prima di tutto, che ti allena alle vittorie e alle sconfitte come poi è nella vita reale, e perché sei a contatto con la natura e riesci per quelle ore che sei in sella veramente a estraniarti dal mondo e poter essere solo tu a contatto con un animale che ti dà tanto a livello emotivo. Hai parlato appunto del binomio uomo-cavallo, un binomio particolare. Sì, io in particolare ho un binomio molto forte con Vessel, che è il cavallo che ho da più tempo, e il primo concorso che abbiamo fatto insieme è stato nel 2011, quindi sì, sono già diversi anni che lui è nella mia vita, e quindi penso sia fondamentale questo aspetto, e la maggior parte delle vittorie che ho conseguito sono state con lui anche a livello internazionale. Poi ho altri 2 cavalli con cui sto cercando di ricostruire lo stesso feeling, ma è qualcosa sempre da ricercare in questo sport perché si basa tutto su quello. È una grande emozione, immagino, rappresentare la FISA di Padova in una serata così importante come questa. Assolutamente, è stata una serata stupenda e sono veramente felice, veramente tanto, onorata.